Non c'è pace per via Roma a Treviso. Se non ci sono le baby gang, ci sono comunque gli spacciatori e i ladri che imperversano pure di domenica. E se non fosse per la costante presenza della polizia e la sensibilità dei cittadini con numerose e costanti segnalazioni, una delle porte di accesso della città sarebbe da definire un vero e proprio Bronx trevigiano. Due gli episodi accaduti ieri quasi alla luce del sole. Nel primo, protagonista un migrante pakistano che all'ora di pranzo, anziché lo spritz, offriva marijuana alla giovane clientela. Si tratta di un richiedente asilo, il quale è stato visto dagli operatori delle volanti che per ben 2 volte ha materialmente dato dei contenitori con sostanze stupefacenti a 2 acquirenti. Nemmeno il tempo di terminare la procedura per l'arresto dello spacciatore che arriva alla segnalazione di una cittadina per un furto in corso in uno dei condomini che guardano Ponte San Martino. Abbiamo fermato le 2 ragazze in flagranza di reato mentre uscivano dall'appartamento proprio grazie a una segnalazione di una vicina di casa che dallo spioncino ha notato le ragazze che armeggiavano con la serratura della porta e ha prontamente chiamato la volante. Controllo del vicinato per un furto sventato, anche se le due zingare, prima di essere prese, hanno messo a soqquadro tutto nel tentativo di trovare gli ori dell'anziano ricoverato da qualche tempo in casa di riposo, segno che sapevano dell'abitazione da giorni non più abitata.